Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Tutto pronto per la prima corsa di questa 40ª riunione del 2025. Si comincia con i 3 anni a reclamare in Salchi Gentleman, Giselle Horse, Jericho, Giscala C, Ginevra Mark, Ginevra Dali Font, Gladic Doctor, Jess Black, Gintonic Cup, Gianna. Questi al via, autostart che accelera. Partiti. È veloce Ginevra Dali Font che scavalca Ginevra Mark. Terza posizione alla corda per Giselle Horse. Di fuori c'è il galoppo da parte di Jericho. Quarta in corda è Jess Black. Di fuori prova ad avanzare Gianna, che anticipa le mosse di Gintonic Cup, mentre alla retroguardia ci sono Gladic Doctor e Giscala C. 14,6 per il lancio con Giselle Horse che muove in fretta dalla corda e va a sfilare. Passa a condurre così la favorita dopo 400 metri in 29,7. I dubbi tattici sono stati fugati con la mossa di Matteo Zaccherini, che è riuscito a trovare la destra libera e andare a sfilare al comando. E così 44,5 i primi 600 metri, comunque abbastanza svelti. Giselle Horse al comando, in seconda posizione Ginevra Dali Font, poi Ginevra Mark, di fuori Gianna, in corda Jess Black che precede Gladic Doctor. 59,5 la metà gara. Ale per Giselle Horse che si mantiene in vantaggio, di fuori avanza Gianna, in corda Ginevra Dali Font, chilometro passato in 1,15,2. con una frazione un po' di rifiato sulla curva di destra, cala drasticamente Ginevra Dali Font che concede così una posizione a Gianna, prova poi a riprendersi, cerca di venire via Ginevra Mark, intanto la leader ha fatto un altro 15,4, 31,1 questi 400 metri di corsa, il gruppo si ricompatta alle spalle di Giselle Horse che è in vantaggio. Sono tutte un po' stanche a metà dell'ultima curva, con Giselle Horse in vantaggio, Ginevra Dali Font che si è ripresa, Gianna tra i cavalli, in mezzo alla pista Ginevra Mark, Giselle Horse è in vantaggio, riparte Ginevra Dali Font che si butta di dentro, a largo di tutti Ginevra Mark, Giselle Horse in vantaggio, cerca spazio anche Gintonic Cup, Giselle Horse in un modo o nell'altro si salva, 31,6 la chiusa, Ginevra Dali Font e Ginevra Mark arrivano al largo, Jess Black tra i cavalli senza spazio, un arrivo a rotoloni, vince Giselle Horse, Matteo Zaccherini per il training di Enrico Fiaschi, colori della Limitless. Rivediamo sul palo, mantenere una mezza di vantaggio su Ginevra Dali Font che fa il secondo, terzo posto per Ginevra Mark, al quarto senza correre Jess Black.